Marco Ulpio Traiano nacque a Italica, un municipio della Spagna betica, allora era tutto romano, quindi era tutto praticamente in mano dei romani, che sorgeva nei pressi dell'odierna Siviglia nel 53 d.C. Morì il 9 agosto del 117, sempre d.C., a Selinus in Cilicia, in Asia Minore, sul golfo di Antalya. Traiano sposò Pompea Plotina, nativa di Nimes, che si rivelò una compagna del tutto adatta a ricoprire il ruolo di consorte dell'imperatore. Il titolo di Optimus Princeps gli fu attribuito dal Senato già anteriormente al 1 settembre del 100 d.C., quindi 17 anni prima della sua morte, data in cui Plinio il Giovane pronunciò l'orazione di ringraziamento conosciuta come panegirico a Traiano. Dice che ci azzecca Traiano con il romanesco. In teoria niente, in pratica ci piace identificare l'epoca di Traiano con la nascita di una forma dialettale che si è tramandata nei secoli fino a diventare il nostro dialetto. Pensate a Roma al tempo di Traiano, al 117, 1,5 milioni di abitanti, di cui quanti romani, molti meno di oggi. Erano cittadini che venivano da tutte le parti del mondo conosciuto, dall'Inghilterra, la Spagna, la Siria, l'Africa. Quindi parlavano una lingua che era a base latina, perché il latino era la lingua ufficiale, ma era la lingua scritta, la lingua degli atti ufficiali, la lingua degli scrittori, la lingua dei tribunali. La lingua orale, quella che si parlava nelle strade, aveva come base questo latino, ma pensate a una stessa parola pronunciata da un gallo o da un siriano. La stessa pronuncia della stessa parola è diversa, per forza di cose. Pregherei Paolo di leggerci soltanto 2 righe di critica a proposito del libro che presentai alla provincia di Benevento e successivamente qui a Roma alla biblioteca archeologica dei beni culturali e qui a Roma. L'autore di questo articolo Antonio De Lucia. Un viaggio affascinante e ricco di suggestioni quello di Arpaia, ma anche faticoso. Infatti è stato lungo 1900 anni, un ritorno al passato, utilizzando non già un DeLorean DC-12 mossa da una pila atomica, privilegio riservato a Martin McFly e Michael J. Fox, vi ricordate il film Ritorno al futuro? Esatto. Ma più tradizionali, anche se non sempre abbordabili, libri e macchina fotografica. Il compito che si è assunto Arpaia è stato quello di dare, per quanto possibile, un quadro completo di tutto quanto sta attorno a questa grande opera e che la sorregge. Da qui i riferimenti letterari, le comparazioni, le analisi, le immagini di sculture che rimandano ad altre sculture, reperiti in musei e in altri istituti culturali pubblici e privati, sparsi per ogni dove, tante diversificate tessere per un mosaico che forse non potrà mai essere ultimato, purtroppo. Prendiamo il mistero del maestro, dei maestri che hanno firmato l'arco, perché resterà probabilmente sconosciuto per l'eternità. Ebbene, Arpaia ci spiega come questo sia stato possibile. A pagina 280 troviamo una foto di Apollo d'Oro di Damasco, cioè una foto di una sua immagine, nato tra il 50 e il 60 e morto nel 130 d.C. Foto da, si legge in didascalia, un ritratto esposto presso la Gliptoteca di Monaco di Baviera. È l'unico grande architetto romano di cui si conoscono il nome e l'opera completa.